Che cosa sono i modelli ISA? I modelli ISA sono gli indici di affidabilità per un contribuente. Servono al fisco per stabilire una sorta di reddito minimo per un'impresa. Inoltre, mirano alla costruzione di un rapporto tra contribuente e fisco. Alla prima prova sul campo, gli ISA stanno generando diversi problemi. Sono infatti numerose segnalazioni di anomalie e malfunzionamenti. In alcuni casi si arriva perfino al paradosso, e cioè le stesse imposte pagate dai contribuenti gli anni precedenti vengono interpretate come una voce di costo operativo. In alcuni casi si arriva persino al paradosso, e cioè le stesse imposte pagate dai contribuenti gli anni precedenti vengono interpretate come una voce di costo operativo. Significa che i costi sono interpretati dal sistema come un'anomalia, finendo per attribuire al contribuente un indice di scarsa affidabilità. Queste altre motivazioni spingono i commercialisti a mobilitarsi. La proroga non è considerato sufficiente dal Consiglio nazionale dei commercialisti e dai vari ordini locali. Infatti si sta avanzando la nuova richiesta per rendere gli ISA opzionali e non più obbligatori. Il presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti di Verona, Alberto Mion, ha sottolineato l'intollerabilità della situazione. Ha proseguito inoltre chiedendo regole fiscali chiare, facilmente applicabili, che vengano comunicate tempestivamente. Per ulteriori informazioni io ti consiglio di visitare sempre il nostro sito www.veroneconomia.it. Inoltre vi ricordo che se il video ti è piaciuto di lasciare un mi piace, se non ti è piaciuto di commentare e di spiegarci perché, la nostra redazione ti risponderà il più rapidamente possibile. Io vi saluto, a presto.